Due ministri del paese del libro, Trichiana, poco meno di 5.000 abitanti, da ieri può vantare un primato più unico che raro. Il colpo di scena ieri sera alla lettura della lista dei ministri del governo Draghi. Il primo a essere indicato è stato l'uscente pentastellato Federico D'Incà, la cui riconferma non era per nulla scontata. Lambo secco sulla ruota di Trichiana è scattato quando il presidente Draghi ha fatto il nome di Daniele Franco al Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Nato a Trichiana nel 1953, papà geometra del catasto, mamma insegnante, Franco arriva presto nel capoluogo dove frequenta le scuole fino alle superiori. Daniele era una persona impegnata, seria, eppure simpatico anche, non era certo un secchione, però bravo, simpatico, anche impegnato nel volontariato. Un giovane con la stoffa del leader e dell'organizzatore già dai tempi della scuola. A lui il Rotary con la BM e la provincia nel dicembre del 2017 gli conferirono il premio dedicato ai bellunesi che hanno onorato la provincia nel mondo. Fu un riconoscimento che gradì in modo particolare perché per l'ennesima volta aveva modo di valorizzare quel rapporto con la sua terra d'origine a cui tiene moltissimo, anche se data la riservatezza del suo profilo magari non emerge sempre chiaramente. A Trichiana la soddisfazione è indescrivibile. Una grandissima soddisfazione, sto ricevendo messaggi da parte di tutti i cittadini di Borgo Valbelluna che sono veramente contenti, entusiasti della nomina dei due ministri, della riconferma per Federico D'Incà e per la nomina di un altro suo illustre concittadino come Franco. Il nome di Franco, già direttore generale della Banca d'Italia, circolava da giorni, mentre per Federico D'Incà la sorpresa è stata doppia, soprattutto in famiglia. L'orgoglio del papà stamattina all'uscita dall'edicola. Io sono anche molto orgoglioso, soprattutto per la nostra provincia, perché Belluno è la provincia di nessuno. Se vogliamo buttare via l'ipocrisia, intanto adoperiamo e che lavorino tutti. Io sono dell'avviso che adesso non c'è più... Io spero che non ci sia più nessun pretesto per trovare il bello, il brutto, il buono. Adesso vedo i risultati di chi che vuole lavorare da buon bellunese, perché se non si stira sulle maniche non viene via fuori i risultati.